Fondazione Fenice in prima linea per l'accoglienza dei bambini ucraini in fuga dalla guerra. L'arrivo dei profughi in territorio veneto, in particolar modo donne con figli, porta con sé un notevole problema di natura sociale e pedagogica. Come garantire l'istruzione e l'inserimento scolastico per questi bambini, già provati dall'esperienza traumatica della guerra e dello sfollamento? A chiederselo sono le strutture scolastiche, come il settimo istituto comprensivo di Padova, il San Camillo, che sta organizzando percorsi di inserimento grazie al supporto di Fondazione Fenice. L'Onlus interverrà modificando i progetti già previsti per le scuole nei prossimi 2 mesi, adattandoli così alle speciali esigenze dei bambini in arrivo. Da una parte la programmazione di laboratori pratici che possano superare le barriere grazie alla pratica manuale, ma non solo questo. Dall'altra utilizzando un altro strumento che è quello della lingua inglese. I laboratori in lingua inglese che noi abbiamo pensato e che stiamo facendo, che andremo a fare all'interno del settimo istituto, sono laboratori immersivi, pensati anche questi sul fare e sul lato pratico, e questo, voi immaginate che anche i nostri ragazzi molto giovani con l'inglese hanno una dimestichezza molto contenuta, come probabilmente ce l'hanno i ragazzi in arrivo, e quindi lì saranno tutti allo stesso livello, perché con l'inglese sono tutti ad affrontare una sfida nuova, e questo genera maggior empatia, maggior possibilità di legame, perché ci si confronta su un tema che è nuovo per tutti e dove non c'è qualcuno che è più forte o più strutturato rispetto ad altri. Il programma del prossimo periodo prevede sia dei laboratori settimanali fatti nelle classi per 2 ore a settimana, sia in prossimità delle vacanze pasquali delle intere giornate laboratoriali fatte sia sull'inglese, sia sulla robotica, sia sui droni, sulle energie rinnovabili e sulle nuove tecnologie. Quindi il prossimo periodo sicuramente vedrà la scuola protagonista insieme a Fondazione Fenice su queste tematiche di integrazione grazie all'inglese e alle nuove tecnologie.